assieme alle superiori. Sì, 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 poi abbiamo fatto parecchie cose assieme. Sì, sì, e allora quando gli ho detto che venivo giù mi ha detto beh, portami. Assolutamente li cambia. Bene, sarà fatto. Mettetevi già qua. Partiamo. E adesso mi dite... Già pronti? Pronti. Un buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione di un volume che ci dà l'opportunità di conoscere un personaggio incredibile, il Magico Tempe, un ciclista che contribuisce ad arricchire la lunga carrellata di atleti veneti che portano alta la bandiera di questo sport nella nostra regione. Il filosofo greco Eraclito diceva che bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada. La capacità di superare i propri limiti è un elemento costitutivo del processo di sviluppo, miglioramento e crescita personale. Questo limite è un concetto complesso e sfaccettato. La radice della parola è comune a due termini latini con significato speculare, limes e limen. Il primo indica un confine, mentre il secondo una soglia. E proprio questa ambivalenza racchiude il modo e la strada per andare oltre. Il limite è uno spartiacque tra chi si è e chi si potrebbe essere. È una linea che potrebbe essere superata e appunto presuppone una presa d'atto delle proprie capacità e delle proprie debolezze. Le imprese impossibili di Simone Temperato penso siano un esempio alla scalata del Grappa al contrario o alla salita del Passo Giau con mezza bici, l'ascesa dello Zoncolan dal versante di Ovaro, quello più duro, sono la dimostrazione che il Magico Tempe non è un irresponsabile o un incosciente, ma un atleta che invece ha piena coscienza di sé, del proprio corpo, della propria intelligenza e che proprio a partire da questa autovalutazione cerca di alzare sempre di più l'asticella. I grandi campioni sono tali perché sanno dosare il talento, allenamento e intelligenza, facendo dialogare corpo e mente. Si vince non solo con la potenza fisica, ma anche osando e uscendo dagli schemi, mettendosi in gioco, guardando le cose da una prospettiva diversa e tracciando strade fino a quel momento sconosciute. Da ciclista appassionato e da vicepresidente del Lega Ciclismo Professionistico posso dire che Simone Temperato non è solo un grande atleta, ma rappresenta anche un esempio di cosa significhi essere un vero sportivo. Lo sport non è individualismo e anche le imprese solitarie di singoli campioni rappresentano un esempio che parla a tutti. Il Magico Tempe infine ci ha regalato un altro insegnamento. Parte del ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto all'associazione Marina Romoli Onlus, di cui da qualche anno è testimonial. Una bellissima lezione di vita che ci spinge a pensare all'impossibile in tutti i campi e ben oltre quello sportivo. E veramente grazie proprio perché questa sensibilità rivolta al mondo del sociale fa di queste imprese e di questo libro sicuramente una cosa che aumenta, ripeto, la valenza che va ben oltre appunto le imprese sportive, le imprese che hanno fatto vedere in maniera importante le nostre salite, le nostre montagne, ma sicuramente anche un carattere e una sensibilità non comuni. Quindi veramente complimenti Simone e tante di queste salite sempre più anche accattivanti e simpatiche. Grazie a Renzo Masolo che ha fortemente voluto questa iniziativa, anche lui dotato di un buon pedale e che sicuramente saprà poi condurre la presentazione in maniera inconiabile. Renzo, a te la conduzione. Grazie al Presidente Roberto Ciambetti per questa introduzione e per essere presente appunto proprio a salutare anche il nostro ospite di oggi. Per me veramente è una gioia, un onore avere Simone Temperato qua a Palazzo Ferrofini, Magico Tempe, e è un onore in particolare per due motivi. Primo perché appunto è un'occasione proprio per presentare il libro che Simone, con un grande lavoro veramente di recupero di centinaia di articoli, perché si parla di più di 300 più di articoli, 300, sì. più di 300, proprio per riassumere tutte le sue imprese che adesso Simone ci spiegherà. Ma nello stesso tempo
per dare veramente risalto e anche per contestualizzare un'attività di tanti anni di Simone e per dare un messaggio veramente, ma non solo di sportività, ma anche di come interpretare e come prefissare degli obiettivi, prefissare delle sfide, cercare di capire quali sono i tuoi limiti ma superarli. E questo grande messaggio io lo rivolgerei a tutti quelli che ci seguono, ma soprattutto ai giovani, perché Simone come me abbiamo un'età, diciamo, possiamo dire siamo nell'età di mezzo, no? Ma è anche vero che, a parte il fatto che lui è un atleta e le cose che fa, penso che i ventenni se le sognano, ma nello stesso tempo a me piacerebbe e spero che questo libro trasmetta appunto questo messaggio di dare ai giovani, come dire, tenete conto che queste cose si possono fare, serve sacrificio, serve tempo, serve una grande determinazione, ma gli obiettivi si possono raggiungere. Ma questo poi ce lo spiegherà Simone. Veniamo a te, perché non voglio perdere il tempo in inutili presentazioni. Chi sei? Da dove vieni? E soprattutto, parto da una foto che per me è molto significativa del libro, cioè un Simone che ha 4 anni e che è in cima a un triciclo. Allora, da dove parte la tua passione per la bicicletta? Spiegaci un po' così la tua infanzia, il tuo contesto, e poi cosa ti ha portato ad appassionarti e voler fare sempre di più, perché è questo il tuo stile di vita, voler fare sempre di più. Sì, beh, innanzitutto grazie di avermi invitato in questa location particolare, ringrazio te e ovviamente tutti quelli che collaborano con te, ringrazio anche Roberto che ovviamente mi ha dato questa possibilità. Allora, io sono da Bassano del Grappa innanzitutto, lavoro a Grigno come programmatore CAD/CAM e diciamo quando ho iniziato per la prima volta a andare via in bici mi sono subito innamorato di questo sport. E già ancora quando andavo col triciclo che aveva 3 ruote, mi ricordo che avevo 4 anni e salivo sulle ruote dietro e alzavo la ruota anteriore. Mia mamma impazziva e mi sgridava sempre. Comunque poi con l'andare del tempo, a 11 anni, nel mio paese c'era un ragazzo che all'epoca aveva una bici da trial che è simile a una BMX, però aveva la corona più piccola davanti. E questa bici serviva per fare delle evoluzioni, salire ai scalini, scendere dai muretti, fare delle acrobazie. Io subito mi sono innamorato di questo sport, al che all'inizio ho provato a emulare questo ragazzo con la bici che avevo, all'epoca avevo solo una BMX, però poi dopo un po' di mesi mio papà mi ha preso una bici da trial e da lì mi sono innamorato e ho continuato a fare questo sport per circa una ventina d'anni. Quindi ho praticato questo sport veramente per molti anni, e però all'epoca diciamo non c'era internet, non c'era un sistema o delle scuole dove imparare, quindi ho dovuto essere un po' autodidatta all'inizio e così mi inventavo delle tecniche, delle acrobazie, dei numeri e mi piaceva ogni volta perfezionarmi man mano che passavano gli anni. Dopodiché, sai, man mano che diventi più bravo, cerchi anche di capire se è l'ora di fare qualche gara, in maniera anche da mettersi in competizione con gli altri. E da lì ho iniziato a frequentare un amico di Verona che era stato campione del mondo nell'86 di questo sport, e diciamo quando ho iniziato con lui ad allenarmi, ovviamente le mie capacità sono aumentate ulteriormente. Da lì in avanti poi siamo andati a fare qualche prova del campionato svizzero, perché qui in Italia all'epoca lo sport non era riconosciuto dalla federazione e c'erano anche pochi praticanti, quindi abbiamo fatto delle esperienze al campionato svizzero, alcune prove del campionato austriaco, fino a che nel 96 ho partecipato al primo campionato del mondo in Svizzera, classificandomi 16esimo, e l'anno successivo a quello francese, sempre al campionato del mondo in Francia ad Avoriaz Morzine, dove mi sono classificato 17esimo. E
però diciamo che il mio stile di guida era un po' diverso dagli altri, perché a me piaceva fare spettacolo, mi piaceva far divertire le persone. Su una gara da trial dove ci sono degli ostacoli obbligatori, tutti gli atleti li affrontavano più o meno con la stessa tecnica, quindi anche per il pubblico era un po' tra virgolette noioso, e quindi io diciamo che prediligevo lo spettacolo piuttosto che il risultato finale, e quindi da là scendevo ad esempio dai muretti facendo delle pirouette a 360 gradi piuttosto che scendevo all'indietro, e quindi diciamo che poi lo spettacolo che facevo era molto apprezzato dal pubblico, tant'è vero che poi il pubblico seguiva più me che magari i piloti d'élite del mondiale addirittura, e questo mi gratificava perché capivo che quello che stavo facendo era comunque apprezzato dalle persone. Ma beh, tu dici 16esimo, 17esimo, ma al mondo, cioè non so se ci si rende conto di cosa stiamo parlando, cioè anche se voi diciamo in quegli anni eravate dei pionieri, per cui sì. vi siete, hai detto tu sono stato un autodidatta, in realtà sì. Ecco, vuoi spiegarci velocemente, brevemente, ma che percorso fa una persona per diventare un campione di trial, di bike trial? Perché è una cosa che si improvvisa o intanto il mezzo, devi avere un mezzo particolare, penso. Sì, la bici ovviamente deve essere una bici apposita, e diciamo che il tipo di allenamento ovviamente è specifico, quindi non si improvvisa niente. Ovviamente ci si deve allenare step by step, quindi un passo alla volta, cercando di andare a perfezionare prima, ad esempio nel caso del bike trial, le doti di equilibrio dinamico e equilibrio statico. Dopodiché la cosa principale nel bike trial, che poi mi è servita anche per fare successivamente tutte queste imprese, è vincere la paura. Nel trial, quando ci si trova in bilico tra due creste magari di due sassi alti 2-3 metri, e quindi non hai la possibilità di sbagliare, ma devi fare i passaggi precisi e quindi con una certa tecnica, la prima cosa che devi sconfiggere è la paura. Per sconfiggere la paura l'unica cosa era quella di imparare a cadere. Quando tu sai come cadere, i limiti che ti provoca la paura diminuiscono, e quindi in quel caso lì, quando ti trovi in certe condizioni di equilibrio precario, la sicurezza che hai in quel preciso istante ti rende più flessibile e più tranquillo a fare determinate cose. Se invece hai paura ti irrigidisci, e quando ti irrigidisci è inevitabile che vai a sbagliare. Quindi anche tutte queste cose mi hanno poi successivamente aiutato a fare delle cose veramente estreme. Partire per gradi, ma penso quante ore ti allenavi per farci capire al giorno, in quei periodi in cui gareggiavi a quel livello col trial? È un'attività veramente impegnativa. Sì, era molto impegnativo, oltre facevo anche degli esercizi a casa, di stretching sicuramente e anche pesi, però con la bici mi allenavo parecchie ore. Dopo la scuola, mi ricordo, andavo sotto nel garage dove mio papà mi preparava delle strutture in legno, e io ero sempre lì con chiodi e martello, perfezionarle, ad alzarle in maniera tale da alzare sempre di più la difficoltà, in maniera che poi ovviamente quando andavo a fare le gare mi trovavo molto più agevolato. E ovviamente bisogna comunque andare sempre per gradi, e l'esperienza delle gare del campionato svizzero e anche del mondiale comunque fanno sì che aumenti il tuo bagaglio, la tua esperienza, e quindi guardando anche altre persone poi impari anche altre tecniche, altri modi di superare determinati ostacoli. Beh, hai nominato tuo papà e dopo ci ritorniamo, perché so che c'è un aneddoto particolare. Allora, tu hai fatto comunque un giro dei campionati, tra l'altro i campionati italiani di trial li hai anche vinti. Sì, perché in effetti dopo il 97 ho continuato comunque a fare in lungo e in largo parecchi show ad eventi sportivi nazionali e regionali, manifestazioni sportive e quant'altro. Dopodiché nel 2003, grazie alla Federazione Ciclistica WISP,
hanno organizzato un campionato italiano, il primo campionato italiano, quindi ho deciso di partecipare quell'anno lì, e per l'occasione sono riuscito a vincere 5 delle 6 prove del campionato italiano e più anche l'unica prova del campionato bike trial indoor, quindi diventando campione italiano, insomma. Quindi è stata anche quella una bella soddisfazione. E tra l'altro, diciamo, un gruppo di atleti che poi vi conoscevate tra voi, insomma, ci sono... Sì, alla fine girava sempre quelle, avevamo anche instaurato un bel rapporto di amicizia con vari piloti di tutta Italia, insomma, sì, è stato bellissimo quel periodo lì. Ecco. E, una gara di trial che poi, appunto, come dici tu, sono indoor oppure outdoor, no? Negli ambienti più disparati, lungo i torrenti, Sì. sono delle cose incredibili, e tra l'altro un effetto incredibile che voi quando fate queste cose sembra che le facciate con una facilità estrema, la cosa più semplice del mondo, ma in realtà, primo, il rischio, perché siete in posizioni comunque ad altezze anche ragguardevoli, anche 2-3 metri di altezza, certo. no? Come dici tu, sì, sapete cadere, ma sapete anche rischiare, avete una padronanza incredibile del mezzo, e poi sopra le macchine, sopra i blocchi di cemento oppure sulle rocce dei fiumi, è una cosa veramente incredibile. Tu hai vissuto questo ambiente, però a un certo punto hai detto voglio qualcos'altro, voglio creare qualcosa che sia più mio, che mi senta più una sfida personale, che sia più una cosa da Magico Tempe. E allora a quel punto hai deciso di fare qualcosa di più originale, qualcosa forse anche di nicchia, che pochissime persone lo facevano, poi hai detto lo voglio fare bene. E cosa hai deciso di fare? Allora, come ti dicevo, dopo il campionato italiano del 2003, che ho vinto nel 2003, decido nel 2004 di prendermi un anno senza gare, quindi non vado più a fare gare di bike trial, per dedicarmi a un'altra passione che comunque nel tempo coltivavo, che era quella di pedalare in impennata con la mountain bike. A un certo punto un mio amico, sempre di Bassano, mi fa una proposta e mi dice: perché non provi a fare un record dell'ora che è già presente nel libro del Guinness, di 25 km e mezzo fatto su una pista ciclabile in Umbria da un italiano addirittura. Ci penso un attimo e dico perché no, proviamoci. Quindi inizio ad allenarmi e a un certo punto vengo a sapere che a Bassano del Grappa, nel velodromo Rino Mercante, organizzano la 3 giorni ciclistica organizzata da Nicola Argesi, un amico Nicola Argesi. Lo chiamo e gli chiedo: senti, cosa ne dici se durante le prove, durante la manifestazione, provo a fare questo tentativo con una sola ruota nel velodromo? Lui, primo impatto, mi dice: sì, sicuramente lo puoi fare, anzi ti dirò di più, lo organizziamo il sabato, che è la serata di chiusura, dove si fanno tutte le finali di tutte le specialità su pista. Quindi alcuni giorni dopo decido di andare a provare la pista. Non ero mai entrato nel velodromo. Quando entro, la prima cosa che mi fa restare a bocca aperta è la pendenza delle paraboliche, cioè è una cosa impressionante, cioè, perché anche nei video, quando vedi, non ti rendi conto la pendenza della paraboica. E quindi già là dico: caspita, adesso come faccio? Perché per farla in paraboica con una ruota dovevo fare come minimo 40 all'ora. E allora decido di farla nell'anello piatto. Però l'anello piatto, il problema è che è solo 70 cm di larghezza, quindi non avevo tanta possibilità di traiettorie, però ci provo. Faccio 2-3 giri, quarto, quinto, sesto giro, e settimo giro, quando mi trovo nel rettilineo, una folata di vento mi arriva lateralmente e mi spinge, anzi mi scaraventa all'interno del campo sportivo. E lì metto giù la ruota. Come ben saprai, il velodromo di Bassano è posto proprio all'imbocco della Valsugana, e quindi lì tira sempre vento. E quindi nel mio caso, avendo la ruota alta, la ruota mi fa da vela. E quindi con la presenza del vento sicuramente è un problema. Quindi l'unica soluzione era quello di togliere la ruota. Però ovviamente togliendo la ruota aumentava la difficoltà, perché nel caso in cui avessi sbagliato, avessi perso l'equilibrio in avanti, sarei caduto e mi sarei anche fatto male, e farlo magari
durante la manifestazione non sarebbe stato il massimo, però ci provo. Quindi parto, faccio un po' di giri finché così d'incanto arrivo a farne per un'ora senza mai fermarmi e riesco a fare 28 km e mezzo, quindi quasi 3 km in più del record. In prova tu hai già fatto un'ora a 28 km. Sì, e quindi lì ho detto caspita, la cosa si può fare. Dopo qualche giorno ritorno al velodromo, dopo il turno di lavoro di 8 ore, dalle 6 alle 2, torno al velodromo con la carriola e con la pala a pulire tutta la pista perché era mezza invasa dall'erba del campo sportivo. E quindi per avere la massima, diciamo, distanza dell'anello piatto decido di pulirlo io. Ci ho messo tipo 4-5 ore a fare tutto il giro. E faccio un'ulteriore prova e faccio anche là 27 km e 900 metri, quindi sono abbastanza contento e quindi sono anche abbastanza tranquillo per la prova che a giugno, dopo qualche settimana, purtroppo non avevo calcolato il caldo di giugno, che ovviamente è un problema, nel senso che era una giornata molto umida. Quando sono partito ovviamente l'ambiente era bellissimo perché c'era moltissima gente sugli spalti, c'erano tutti i ciclisti, tutte le squadre, quindi c'era lo speaker, la musica, quindi tutti mi esaltavano quando passavo davanti al rettilineo delle tribune. A un certo punto per l'occasione mi avevo messo una sacca del Camelback per bere, per idratarmi durante la prova. E il problema è che a un certo punto quando ho tolto la mano dal manubrio per tirarmi sulla cannuccia e per bere un po', ho perso l'equilibrio in avanti e non so che tipo di magia ho fatto per recuperare l'equilibrio, perché penso che avrò fatto 140 pedalate al minuto per riuscire a recuperare. Lì hai rischiato grosso. Lì ho rischiato grosso, però non ho sbagliato e ho continuato a pedalare. Da lì in avanti non ho più mollato la mano, ovviamente, però ovviamente il caldo e l'afa e anche la velocità che facevo mi hanno un po' penalizzato, perché non sono più riuscito a bere, quindi mi sono un po' disidratato, tant'è che negli ultimi 10 minuti avevo le braccia e le mani che mi formicolavano e anche i crampi, quindi ho dovuto rallentare leggermente, però comunque ho chiuso la prova in 27 km e 541 metri, quindi la prova è stata superata e quindi sono stato molto soddisfatto quel giorno lì. Praticamente in una calda serata di giugno con il tifo, per cui anche un po' un disturbo alla concentrazione, anche se in realtà ti motivava, perché il tifo ti motiva, però è vero che in più con questo rischio un po' di cadere, un po' che eri disidratato, hai fatto comunque 27 km e mezzo impennato e tra l'altro su un percorso largo 70 cm. Ecco, in un ambiente comunque sicuramente denso di storia, perché il velodromo Rino Mercante dal 1922 tra l'altro ha ospitato anche i mondiali di ciclismo dell'85, per cui è un posto mitico, insomma è un ricordo meraviglioso. Però ecco, tenendo conto che se volessi riprovare a farlo, magari con l'esperienza che hai, con una bici leggera, insomma sicuramente i 28 li hai già fatti in prova. Io penso, non so se si possa mirare ai 30, ma penso che sia una cosa sì, fattibile, sicuramente, sì. E detto questo, però, lì diciamo hai un po' rotto il ghiaccio, hai detto qua sto facendo un'impresa in impennata. Tu, da quello che so io, fin da ragazzino, comunque anche quando facevi trial, avevi questa passione per le impennate, so che andavi da Campese in centro. Sì, facevamo sempre la sfida con gli amici, no? Si partiva dalla piazza di Campese dove abitavo e assieme ad altri ragazzi si faceva la sfida in impennata e si partiva appunto dalla piazza, direzione della chiesa, diciamo, verso Bassano, si partivano tutti assieme e io non mi fermavo mai finché arrivavo in centro a Bassano, in crocevia, e quando mi giravo non trovavo mai nessuno perché si fermavano prima e quindi già da lì avevo capito che comunque qualche dote ce l'avevo, ma probabilmente l'avevo anche sviluppata facendo il trial, quello sicuramente. E poi questa passione per andare in impennata, andavi da Bassano, poi so che andavi anche verso la Val Brenta, sì, la Val Sugana, e lì verso la ciclopista del Brenta
alla fine ti sei spinto e la tua impresa è stata in piano a fare 100 km andata e ritorno, mi pare da Borgo fino al lago di Ledico e ritorno, insomma, per cui già, e lì hai trovato anche un po' la soddisfazione e la gloria. So che in Val Brenta hai trovato anche l'amore, ma questo è un altro discorso, però ecco, lì ti muovevi sempre in piano. Poi a un certo punto, e prima di darti la parola, vorrei magari anticipare con un video per far capire adesso di cosa stiamo parlando. Cioè lì hai deciso, no, non mi basta solo andare impennato in piano, ma comincio a alzare l'asticella come tua abitudine e dire bene, adesso comincio ad andare impennato in salita, per cui le salite delle colline bassanesi, poi hai pensato, hai guardato davanti a Campese dove c'è il Monte Grappa, poi hai pensato all'Altipiano, ai 7 comuni, e hai detto, beh, qua in zona comincio a esercitarmi. Vuoi che facciamo vedere un pezzo di video, così intanto rendiamo l'idea? Ecco, come vedi, questa è stata una delle sfide più difficili che ho organizzato nel 2016, sicuramente anche quella più spettacolare, perché ho deciso di scalare il Monte Grappa dal versante di Romano De Zelino con 4 bici, una diversa dall'altra, e con 9 componenti tolti in totale. Qui sono partito con una mountain bike senza ruota, forcella e sella, ok? E in queste condizioni sono arrivato fino al primo pit stop dopo 6,5 km. Spieghiamola questa posizione di UFO Robot, questa si chiama posizione UFO Robot, l'ho inventata io perché da piccolo mi piaceva vedere Goldrake e Giga il robot d'acciaio, no? Allora ho sembrato un po' i due, e quando Gig diceva Miva lanciami i componenti, io li ho lanciati proprio via i componenti, li ho proprio tolti, insomma. Questa è una condizione veramente particolare in bicicletta, dove l'equilibrio è veramente precario, fare anche i tornanti è stato molto difficile. Qui siamo località Costalunga, dove scendo dalla bici e prendo la bici da corsa. Qui praticamente tutti i ragazzi che mi stavano dietro, alcuni hanno fatto anche fatica a starmi dietro, perché con la bici a corsa sono salito fino a Campo Solagna, veramente pedalando velocemente, infatti tanti si sono staccati. Incredibile, e ricordiamolo che sono i ragazzi del Monte Grappa Bike Day che abbiamo presentato qualche settimana qua in Consiglio regionale. Certo, questa impresa effettivamente l'hanno organizzata, l'ho organizzata assieme a loro, e loro ovviamente con la loro esperienza sono riusciti a organizzare una cosa veramente eccelsa, e anche con gli amici che mi seguono in bici, e ogni pit stop avevo un gazebo dove mi hanno preparato la bici, vedi. E questo è l'ultimo tratto di strada che ho fatto con una bici da corsa senza ruota, forcella e manubrio.
Quindi Montegrappa 4.9 sta appunto a 4 bici e 9 componenti in totale tolti. Questa è stata veramente spettacolare, perché e anche la più difficile, perché nello stesso giorno pedalare con 4 bici diverse, con 4 equilibri diversi sopra la bici, pesi diversi, e quindi ogni volta dovevo star lì a pedalare in maniera precisa con quel tipo di mezzo. È stato veramente difficile. Ma quello che mi ha sorpreso più di tutti è che quando sono arrivato in cima a Montegrappa il tempo che ho impiegato è stato di 2 ore e 11 minuti, se non sbaglio, quindi un tempo record, direi, perché alcuni cicloamatori ancora adesso non riescono a scendere sotto le 2 ore e mezza. E quindi sono stato veramente molto soddisfatto, è stata veramente una giornata spettacolare, bellissima, me la ricorderò per sempre. Incredibile. E qua c'è l'arrivo senza ruota, forcella e manubrio, sì. E senza mani, perché non ti tiri neanche nel telaio, cioè come stai volando. E ecco, diciamo che ti sei allargato, perché poi oltre al grappa hai un po' percorso tutto l'arco alpino, perché hai fatto tutti i passi più impegnativi, più difficili, partendo dallo Zoncolan, il Mortirolo, lo Stelvio. Ecco, vuoi raccontarci, perché sono tantissimi, vuoi raccontarcene uno, o un ricordo che hai particolare, una soddisfazione particolare? Lo Zoncolan ad esempio l'hai fatto senza mani, tutto quanto, per dire. No, allora lo Zoncolan l'ho fatto 3 volte. Nel 2007 l'ho fatto con la bici da corsa in impennata, io 1 ora e 18 minuti. Poi l'ho fatto qualche anno più tardi con la mountain bike senza ruota e senza forcella, prima in salita e poi in discesa. E poi sono ritornato a fare lo Zoncolan con la bici che hai visto prima, senza ruota e forcella e manubrio, 1 ora e 18. Quindi anche i tempi la dicono lunga su anche la difficoltà e anche il livello della prestazione che ho portato a termine. Quindi è stata veramente una cosa sensazionale, insomma. Incredibile. E poi hai iniziato a fare cose anche... E poi le cose nascono così per caso, perché un amico che organizzava una gara sulla neve, la 3 ore di Bondo, Sandro Ducoli, che è organizzatore anche della 24 ore della Varrendena, mi chiama e mi dice: perché non fai un record inerente a questa gara che organizziamo sulla neve? Io ho detto: guarda, sulla neve sprofondo, non so, un po' difficile, lanciami te una sfida. E mi ha lanciato questa sfida qua di stare in equilibrio per tutta la durata della gara. La gara durava 3 ore, sopra un asse di legno alto 1 metro e largo solamente 30 centimetri. Il problema era che c'era la neve, quindi alla sera col buio era anche freddo, quindi avevo i piedi completamente ghiacciati, le mani anche, e stare in quella posizione dove si oscilla leggermente avanti e indietro per mantenere il punto di equilibrio non è stato per niente facile, anche perché comunque con lo sguardo dovevo guardare un punto fisso, e fatalità il punto fisso che avevo davanti era proprio il percorso delle bici, quindi avevo le bici che mi passavano davanti, e quindi non è stato per niente facile. Io penso che sarei in difficoltà a stare 3 ore in piedi fermo su un punto di seguito. Pensiamo 3 ore in equilibrio su 2 ruote. Ecco, per cui sì. Questo penso che sia veramente una prestazione inimmaginabile, ma anche proprio come controllo mentale. Tra l'altro poi ho visto, c'è un video che anche salti la corda. Sì, al Giro d'Italia a Brescia, quando hanno fatto il finale a Brescia, ho fatto uno spettacolo sul palco prima delle premiazioni, dove ho chiamato 2 persone dal pubblico, ho fatto girare la corda, e mentre loro la giravano saltavo all'interno con la bici da corsa e poi mi mettevo a palleggiare. Incredibile. È stata anche là una bella sfida, insomma. Ecco, al di là, adesso facciamo andare avanti i video e ci concentriamo sulle ultime domande, che però secondo me sono molto importanti, perché poi io veramente faccio un appello a tutti: andate a vedere le imprese di Magico Tempe su YouTube, ce n'è un sacco. Vedrete anche le imprese in discesa, perché anche quella è una cosa notevole, cioè andare 40 all'ora giù per il passo dello Stelvio con una ruota sola. Io penso che sia una cosa, al di là poi del rischio reale, ma anche proprio il controllo il controllo delle proprie emozioni, di non avere, come hai detto tu, troppa paura, perché esatto. chi più ha paura e più è rigido e più rischia. Sì.
Ecco, su questo io volevo farti una domanda che secondo me è significativa, perché non è solo diciamo un allenamento fisico, io immagino fai palestra, un rinforzo della muscolatura, soprattutto degli arti inferiori, degli addominali, per stabilizzarti, per avere questo equilibrio, ecco, e poi l'allenamento proprio dell'equilibrio in sé. Ma poi è anche un allenamento mentale, cioè tu so che fai meditazione, puoi spiegarci anche per consigliare certo. ai giovani, a chi vuole implementare le proprie performance certo. motorie, atletiche, quali sono le tue tecniche? Poi anche l'alimentazione magari, no? La curi? Sì, diciamo che per raggiungere la tua best performance, la tua migliore prestazione, ovviamente non devi lasciare nulla al caso. Quindi nel tempo ho imparato prima facendo test personalmente, ma poi anche studiando su libri eccetera, ho cercato di andare a migliorare a 360 gradi tutto quello che si poteva migliorare, non solo l'aspetto fisico, ma anche l'aspetto emotivo, l'aspetto mentale, l'aspetto meccanico, ad esempio della bici, quindi cercare di migliorare là dove si potesse migliorare. Mi ricordo ti racconto questo piccolo aneddoto, sarò anche breve. All'inizio, per allenarmi e per aumentare le mie doti di equilibrio e di concentrazione, andavo sul campetto da pallacanestro di Campese e mettevo praticamente 2 lumini, quelli da cimitero, quelli rossi, le candelotti diciamo, no? Distanziati circa 10 cm l'uno dall'altro, e a 4 coppie le mettevo sui 4 lati del campo. Però cosa facevo? Di notte, quindi completamente al buio, senza illuminazione, senza fanale, senza niente, con gli occhiali da sole, in maniera da vedere solo la luce dei fari, dei lumini. Con la ruota dovevo passare all'interno di questi lumini e continuavo a girare come un criceto. Nello stesso tempo mi mettevo i tappi sulle orecchie per isolarmi dal mondo che mi circondava, in più anche i tappi sul naso per non sentire odori e quant'altro. Quindi facevo un isolamento dei sensi praticamente. Una privazione sensoriale. Una privazione sensoriale. Per concentrarsi solo. Esatto, solo ed esclusivamente per fare questa cosa. E questo tipo di metodologia, chiamiamola così, mi ha servito poi negli anni, ovviamente quando mi trovavo in condizioni normali, ovviamente le mie doti erano molto più sviluppate e quindi ovviamente mi trovavo benissimo anche a livello diciamo proprio di concentrazione e anche di precisione dove mettere la ruota, perché quando sali a volte ci sono sassi, rami, devi cercare di... E in più poi cosa ho fatto? Ho iniziato a studiare e a praticare il mental training, quindi l'allenamento ideomotorio, cercando quindi di immaginarmi finché salivo a una montagna, una salita con la bici, cercando di percepire tutte quelle sensazioni che avrei vissuto nella realtà, e quindi cercando di percepire anche gli odori, i rumori. Da disteso? Da disteso sul letto, chiudevo gli occhi, facevo un po' di respirazione per tranquillizzarmi, quindi per rilassarmi, e poi iniziavo a immaginarmi tutto quello che avrei vissuto nella realtà, quindi cercando di percepire tutte quelle sensazioni, quindi andando ad attivare i sensi visivi, uditivi e cinestesici. E facendo così anche quello proprio è un allenamento che attualmente è anche molto utilizzato in vari sport, perché ti aiuta sicuramente a sviluppare delle doti che poi ti serviranno moltissimo quando proprio affronti nella realtà queste cose. No, questo è interessantissimo, perché ecco qua ha fatto vedere che saltavi la corda. No, questo che hai detto è interessantissimo, perché l'immagine motoria, cioè il pensare e concentrarsi, come hai detto tu, anche su tutte le sensazioni che si possono avere, è proprio scientificamente dimostrato, certo, che aumenta addirittura il cervello riesce a far aumentare la massa muscolare, la capacità motoria, no? L'efficienza del muscolo, senza fare allenamento. Senza fare allenamento. È veramente una cosa... Infatti in quel periodo lì lavoravo tanto e l'unico sistema per poter allenarmi era proprio questo, quindi ho studiato sui libri, ho messo in atto
proprio delle routine dove lo facevo ogni sera. E prima facevo dei focus technique, si chiamano, che sono delle tecniche per aumentare la concentrazione, quindi la meditazione piuttosto che, come ho detto prima, la respirazione. Lo yoga, alcune asana servono proprio per tranquillizzarti, per rilassarti, e poi quando ti trovi nelle condizioni di rilassamento e inizi a pensare a queste cose, il tuo cervello non fa nessuna distinzione tra un evento, cioè tra quello che vivi nella realtà e quello che immagini, però ovviamente quello che immagini deve essere molto vivido, cioè molto reale, quindi con tutte quelle sensazioni che vivresti. Infatti quando immaginavo queste cose, mi immaginavo di sentire l'odore ad esempio della resina dei pini, piuttosto che il rumore della catena finché salivo, piuttosto che il vento sui rami degli alberi che muoveva le foglie, il sudore che mi scendeva quindi se lo vivi una volta nella realtà, ovviamente poi sai replicarlo con la mente, e quindi questa cosa sicuramente aiuta moltissimo. A me sicuramente ha fatto la differenza per me, quindi secondo me chi ama lo sport, qualsiasi tipo di sport, vale la pena interessarsi a questo argomento, perché sicuramente è molto valido. Molto molto interessante, e anche proprio le potenzialità del nostro cervello, no? Che sì. Tante volte sono veramente sconosciute ai più. E andiamo verso la conclusione, però ecco qua la posizione di eccola qua. Questa posizione, torniamo a tuo papà. Sì. Ritorniamo alle origini. Vuoi spiegarci perché? No, allora, è un aneddoto molto simpatico, chiamiamolo così. Succedeva che ogni volta che usciva un articolo sui vari giornali, riviste sportive delle varie imprese che facevo, quando lo portavo a casa mio papà sfogliava l'articolo e invece di complimentarsi piuttosto che chiedermi com'è andata, hai fatto fatica, è stato difficile, lui mi rinfacciava sempre la cosa che quando era giovane lui riusciva con la sua graziella a pedalare in maniera normale, e mentre pedalava riusciva a girarsi nella bici senza mettere giù il piede e riusciva a fare tutto il giro della piazza di Campese, e poi ritornava, anche si girava e ritornava a pedalare in maniera normale. E ogni volta che io portavo a casa, facevo imprese una diversa dall'altra, e lui mi rifaceva sempre questa cosa e mi diceva ma tu non sei capace di pedalare all'indietro come fa tuo papà qua? E ogni volta, e dai un anno, e dai due, e dai tre, finché a un certo punto nel 2014 cosa faccio? Ho detto adesso basta, adesso mi sono stancato, adesso devo inventarmi qualcosa per farlo tacere una volta per tutte, e ho deciso di scalare il Monte Grappa dal versante di Semonzo del Grappa con la bici da corsa, pedalando all'indietro. E avevo fatto 2 prove, prima da Semonzo a Campocroce e poi da Campocroce a Cima Grappa. Avevo visto che la cosa era fattibile, fino a che ho provato l'impresa in agosto del 2014, accompagnato da delle amiche in macchina e anche da Sergio Dalmoro, che mi ha accompagnato proprio lungo tutto il tragitto con la bici. Era dietro di me, ma in effetti ce l'avevo davanti, perché io pedalando al contrario ce l'avevo davanti, quindi siamo andati anche bene, perché lui parlava con me, eravamo uno di fronte all'altro, e sono riuscito a concludere la prova dopo 2 ore e 42 minuti. Quando esce l'articolo dopo qualche giorno, gli porto il giornale di mio papà, lui non sapeva niente, non gli avevo detto niente, vedo che sfoglia il giornale fino a che arriva a un certo punto, apre la pagina e legge il magico Tempe scala il Monte Grappa pedalando all'indietro. mi viene ancora in mente la faccia che ha fatto quando ha letto l'articolo, e indovina un po', da quella volta non mi ha più rinfacciato niente. Insomma, bella immagine comunque. In ogni caso anche merito al tuo papà, che è riuscito a fare, probabilmente qualcuno ti avrà pure ispirato, no? Beh sì, sicuramente. Bene. Allora, ce ne sarebbe ancora tanto da raccontarne. Ma volevo solo rubarti un minuto, perché questa cosa secondo me è la chiave di tutto, di come tutto è iniziato. Ti ho raccontato prima come è stato il record dell'ora. Alla fine del record dell'ora, proprio nella stessa serata,
c'è stata una cena di gala con tutti i partecipanti e mentre ero lì che mangiavo si avvicina a me un giornalista e mi fa questa domanda. Intanto prima si complimenta e mi dice bene, fa complimenti, cosa hai in mente di fare, quale sarà la tua prossima impresa? Io in effetti fino a quel giorno lì non avevo altre imprese da fare, cioè io avevo il bike trial in mente, io nel 2005 volevo continuare con le gare, però non so cosa è scattato dentro di me, in quel preciso istante io senza pensarci due volte gli ho risposto il prossimo anno scalerò lo Stelvio con la bici da corsa in impennata. E io in quel momento lì ho azzardato una cosa che era in quel periodo lì, in quell'istante lì era impossibile, perché intanto lo Stelvio non l'avevo mai visto e mai fatto, avevo sentito sì parlare sulle gare di ciclismo, però non sapevo che era una delle salite più difficili d'Europa e sopra una bici da corsa non ci ero mai andato. E quella è stata la risposta, quella risposta che gli ho dato al giornalista, e il giornalista da quel giorno lì mi ha cambiato la vita. Quindi a volte bisogna azzardare un qualcosa e ti appare davanti un mondo completamente diverso. Mai che vada si fallisce, però il fatto di rilanciare e dire no, io quella cosa voglio farla è una cosa che ci spinge, no, a migliorare sempre di più. Ma allora io ti faccio le ultime due domande e dopo andiamo alla conclusione. La seconda sarà legata a un messaggio che magari puoi fare anche ai giovani, ma la prima che ti faccio è questa. Ma allora io come quel giornalista ti dico, ma quale sarà la tua prossima impresa? Perché Simone ha avuto un periodo anche di varie vicissitudini, diciamo di stacco anche, no, di questa attività o di questo livello dovuta a vari motivi, insomma, infatti per me è una grandissima soddisfazione, ma veramente sono contento che si possa presentare questo libro qua in Regione, ma perché mi auguro che poi questo libro possa essere presentato da altre parti e ti permetta veramente di parlare, raccontare, perché è bellissimo sfogliare questo libro, anzi io consiglio a tutti di prenderlo perché anche solo per tenerlo e ogni tanto sfogliare e vedere tutti gli articoli e tutto l'arco temporale che tu sei sempre stato attivo con le tue imprese, per cui però al di là di questo adesso invece ti rilancio questa, quale sarà la tua prossima impresa? Qui faccio un altro azzardo. Attento, cioè, però, è pericoloso, attento, questa è una domanda pericolosa. Però sotto le telecamere no, anche perché qui ho anche la mia compagna, quindi rischio grosso oggi. Stai attento. No, diciamo che una cosa che ho attualmente in mente, ti dico solo un'anteprima, è ritornare nello Zoncolan, però non ti dico altro. Ritorno nello Zoncolan e poi vedremo. Vabbè. Sarà una sorpresa. Allora fammi sapere perché se riesco voglio vedere anch'io. Benissimo. Non ho mai fatto lo Zoncolan. Bene, vabbè. Solo aspettarti e capire sì. mountain bike, però è anche un rapporto proprio bello agile. No, però l'ultima cosa invece è questa, cioè qual è il messaggio che tu puoi dare anche con la grande esperienza che hai e anche con la grande soddisfazione personale di aver fatto cose veramente che rimangono, ma io penso rimangono nella storia del ciclismo, perché le cose che hai fatto sono una difficoltà, ma anche che la gente non si rende conto, ma testimoniano anche la tua persona, proprio per il fatto, tra l'altro io ti reputo veramente una persona umile, riservata, ma che di fatto ha fatto queste cose che sono, io lo dico proprio da profano, inimmaginabili per capire veramente le difficoltà che hanno. Per cui penso che i giovani possano prenderti da esempio, come dire, voglio provarci anch'io, no? Però è difficile anche raggiungere questi livelli. Ma tu che messaggio puoi dare per loro, anche per motivarli, ma non solo per andare in bicicletta, ma anche nella vita, perché certo poi è che sì. una vita, no? Sì, infatti ti dico, mi capita spesso e volentieri di trovare, di vedere giovani che non hanno obiettivi, non hanno stimoli, non hanno entusiasmo. A me avere l'obiettivo
da raggiungere, avere il sogno, mi è sempre servito per poter lavorarci per raggiungerlo in qualche maniera. Quindi il messaggio che voglio dare ai giovani è quello di credere nei propri sogni, di non arrendersi mai, di non mollare mai e di non smettere mai di crederci, perché con la fatica, ok, con diciamo così, con il sudore, con i sacrifici, le cose, se uno le vuole, le può raggiungere e i sogni poi si avverano, come è stato nel mio caso. Bene, Simone, ti ringrazio per essere qua, posso dire solo buon proseguimento e grazie per la testimonianza che ci hai dato e soprattutto ti invito personalmente a pedalare insieme alla prossima occasione. Ma benissimo. intanto, grazie di essere qua. Grazie a te. Grazie.